Buongiorno, bentrovati col notiziario di prealpina.it, risveglio questa mattina con strade e tetti bianchi nell'Alto Varesotto e nella provincia del VCO. All'alba si è registrata infatti una debole nevicata che ha coinvolto anche le zone collinari, a Varese, fiocchi anche ai piedi del Sacromonte. La neve nel mese di aprile non è però così inconsueta. Vediamo il servizio curato da Mario Visco, le immagini sono di Stefano Benvenu. Neve d'aprile in cima e sulle pendici del Campo dei Fiori, nelle immagini vedete Brinzio, ma anche sulle sponde collinari del Verbano Cusio-Ossola e più a nord in Val d'Ossola. Le correnti d'aria gelida provenienti da nord e le masse d'aria umida spintesi da sud-ovest fin sulle prealpi hanno infatti generato nella notte tra ieri, mercoledì 14 e oggi, giovedì 15 aprile, un netto abbassamento delle temperature e precipitazioni quasi ovunque. Morale, intorno a quota 1000 metri sul livello del mare, ma anche poco sotto, è nevicato. Nonostante tutto, un miglioramento con un lieve rialzo delle temperature è atteso nelle prossime ore e dovrebbe durare fino alla notte tra sabato 17 e domenica 18 aprile, quando è attesa ancora pioggia. E ora parliamo dell'emergenza Covid. Migliora il quadro in Lombardia, dove l'indice di positività è sceso al 4,2%. In provincia di Varese ieri 212 nuovi casi, ma la campagna vaccinale registra anche una leggera frenata. Slitta infatti l'inizio delle somministrazioni per la popolazione con età inferiore ai 70 anni. Il problema è negli approvvigionamenti di dosi, con quelle a disposizione nei centri vaccinali della Schirana e di Rancio Valcuvia. Non può procedere l'attività a pieno regime per gli under 70, dunque l'inizio delle vaccinazioni potrebbe slittare alla seconda metà di maggio, a meno che non avvenga un potenziamento degli approvvigionamenti. Maggiori approfondimenti sul giornale in edicola oggi e su prealpina.it. E spostiamoci adesso a Verbania, dove è stato condannato a 9 mesi l'automobilista bergamasco che non pagava il casello autostradale. L'uomo si accodava all'auto che lo precedeva e superava la barriera Telepass prima che la sbarra si abbassasse. È stato condannato per truffa. Contro di lui era stata presentata una denuncia da parte di Società Autostrade. Gli sono stati contestati 34 passaggi autostradali non pagati. E adesso a Gallarate, città in lutto per la scomparsa di Paolo Caravati, che era stato vice sindaco dal 2001 al 2010. Caravati aveva 79 anni, era ricoverato in ospedale a causa dell'infezione da Covid. I funerali verranno celebrati domani nella Basilica di Santa Maria Assunta. Oggi invece alle ore 15 alla Badia di Ganna verranno celebrati i funerali di Domenico Duca, che è stato sindaco di Valganna per 10 anni, era una figura storica e di riferimento per la comunità locale. E infine lo sport, col basket, Varese sconfitta da Venezia e ora si complica l'obiettivo salvezza. Vediamo il punto della situazione nel servizio di Marco Raimondi, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Con le immagini siamo al palazzetto di Masnago, dove ieri pomeriggio l'Open Job Metis Varese è stata sconfitta dall'Umana Venezia 77-75 in una partita che per Varese poteva significare almeno la salvezza virtuale. Partita a lungo equilibrata e risoltasi a fil di sirena, quando Scola ha fallito il tiro da 3 che avrebbe significato sorpasso, vittoria e probabile salvezza. Ora invece Varese rimane al penultimo posto in classifica a quota 18 punti insieme con Brescia, con la Fortitudo Bologna e con Reggio Emilia, ma viene pericolosamente avvicinata da Cantù, che è ultima ma solo a 2 lunghezze di distanza, visto che ieri la formazione canturina si è imposta 74-69 proprio a Brescia. Domenica prossima sarà probabilmente un turno decisivo. Cantù ospita Reggio Emilia in quello che è un vero e proprio scontro salvezza e se dovesse vincere si aggancerebbe al treno varesino. Varese
Contemporaneamente avrà una difficile partita a Treviso con inizio alle 18:30 contro una squadra in piena lotta con Sassari per il quinto posto nei play-off. Poi rimarranno soltanto 2 partite per decidere il futuro di Varese e la sua posizione nella classifica finale in questo campionato a 15 squadre con tanto di turni di riposo. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario delle ore 19. Buona giornata.